Le prime sere dal Friuli Doc, dentro la corte di Palazzo Morpurgo, col diretti Ersa, tal progetto Campagna Amica, e han presentato i prodotti tipici dal nostro Friul, con le persone presenti che hanno potuto degustare gli stessi, come si dice in gergo italiano, a chilometro zero. A presentare la serata Enzo Cataruzzi, che alla fine l'ha fatto per noi una veloce tabaiade con Vanessa Orlando, responsabile di Campagna Amica. Dice Paraulis. Subito la palla al balzo perché secondo me appunto contai i prodotti tipici dal territorio tenestre marilenghe alle biel e di dici che è stato veramente un bel percorso e una bella esperienza. La in curiosa e vi in contatto un po' dici che è la produzione tipica dal Friul e si fa un viaggio un po' di tradizione tra i prodotti che i mangiin di tipici dal Friul. Sì, vi spiegate anche con un cattivello, con la responsabile dall'ERSA, un tecnico, tanti diciamo così maravillas, tanti trucchi che non sapevi e che comunque delle eccellenze che noi vincono, Sì. che vi in qualche modo metti in mostra. E le col diretti e campagna amica io metti in mostra, no? E non è di voi mi pare, no? Sta facendo una battaglia di identità che io trovo che fa di bene a tutti i furlani, ma soprattutto anche ai produttori, che comunque sia e danno diciamo, un'esperienza a favore del consumatore che è una roba che va sempre bene. Sì, uno dei nostri impegni principali è proprio che i contin, quale che è l'agricoltura del territorio e il lavoro dei contadini, che oltre a sei produttori sono anche custodi del territorio. Alle AINS che noi lavoriamo per la filiera corta, alle AINS che lavoriamo per far sviluppare queste aziende sulla valorizzazione del territorio e i consumatori si apprezzano tantissimo che robe che perché avevamo proprietà civiche di questa cosa. Allora, qual è una roba che torna a fare, torniamo a Bianco, insomma. Sì, la torniamo a fare. Bene, allora io vedo che torniamo a fare una roba importantissima, là che Campagna Amica e col diretti fanno davanti anche i prodotti che poi è l'identità del Friuli, no? Se con Vanessa, l'impegno che tu stia a fare, no, anche dei col diretti, che va a sviluppare, esperienza che un giorno di parole che impari che bisogna favorire i prodotti furlani. Sì, è importante valorizzare i prodotti locali, perché è anche una scelta etica di salvaguardia dell'ambiente e di valorizzazione di ciò che viene sulla nostra chiara. Brava, grazie. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti.